interessi, non agli interessi del cittadino. Quindi noi ci troviamo di fronte a situazioni come quelle che prima, per esempio, declinava Riccardo, dicendo in realtà, per esempio, nel discorso della sanità, non è che sono stati tagliati i fondi della sanità, perché in ogni assestamento di bilancio, piuttosto che ogni legge finanziaria, la Regione mette i fondi per la sanità. Lei taglia i posti letto, lei taglia i servizi, però mette risorse fresche all'interno della sanità. Dove vanno questi soldi? In che maniera spende lei questi soldi? In che maniera il suo entourage, no? Il suo governo ombra rispetto alla sanità mette questi soldi? E questa è la domanda che ci dobbiamo fare, perché poi abbiamo tantissimi altri esempi rispetto al comportamento del Partito Democratico che non riguarda solo la regione Friuli Venezia Giulia, ma che riguarda la politica nazionale in generale. E vi faccio un esempio: 20 miliardi per il salvataggio delle banche, e il debitore di MPS, uno dei primi debitori di MPS è il numero uno del Partito Democratico, che è il signor De Benedetti, che deve 600 milioni di euro a MPS e che tutti noi andiamo a pagare. Allora vedete che qua non c'è un interesse che riguarda la riforma, come giustamente prima diceva il sindaco Romoli, ci deve essere un progetto rispetto ad una riforma, no? Perché noi forse stupidamente l'altra volta avevamo cominciato a fare un ragionamento di questo tipo, cioè cerchiamo di mettere a regime alcune cose che probabilmente possono essere messe a regime, perché su un bilancio di 5 miliardi, 6 miliardi, 2 miliardi e mezzo di sanità effettivamente possiamo cercare di migliorare le condizioni della sanità, non a discapito dei cittadini, ma andando alla ricerca di alcune soluzioni che potevano prevedere dei miglioramenti nella spesa. Naturalmente non avevamo nemmeno cominciato il discorso che già c'erano le bandiere della pace in piazza Opera e tutti ululavano ad un progetto che era appena messo in bozza. Allora questo dico, alla fine sì, la riforma è necessaria, la riforma della sanità sicuramente è necessaria, come probabilmente è necessaria anche la riforma degli enti locali che la Serracchiani così astutamente ha fatto, ma non gratificando solo i sindaci del Partito Democratico e lasciando col culo per terra i sindaci di Forza Italia. Allora questo è l'argomento principe è che loro devono gratificare le loro esigenze personali. E questo noi non possiamo permettere. Questi sono gli argomenti che vanno al di là di quella che è la riforma di per sé. Perché sapete, quando lei ha fatto la riforma sanitaria e ha messo insieme azienda ospedaliera e azienda universitaria, non è che ha pensato al bene del cittadino. Che cosa ha pensato? È andata a Roma, ha smarchettato a Roma, il Ministero dell'Università non ha più fondi, lei semplicemente fondendo le due aziende farà in modo che la Regione paghi anche l'università. Questo è il ragionamento. Non fanno altri ragionamenti che sono propedeutici al miglioramento dei servizi piuttosto che a trovare veramente, a mettere veramente il cittadino al perno della politica regionale. Semplicemente loro devono gratificare i loro interessi, devono gratificare gli interessi del Partito Democratico. Perché non ci vorrà mica dire che se a Trieste non siamo tutti normali, per l'amor di Dio, ma siete psichiatrie, quando lei deve semplicemente gratificare il signor Rotelli, che è quello che ha spartito la sanità in Regione Friuli Venezia Giulia. Ha detto: senti Nini, io Rotelli mi prendo tutta la fetta del Trieste e me la sciroppo per gli suonati, e là dall'altra parte qui c'è la Regione che si sta. Diamo la valenza alle questioni, diciamo come sono le cose in realtà. Noi stupidamente gli interessi probabilmente li abbiamo fatti sempre nei confronti dei cittadini e li abbiamo prese, no? Nel 2013. Questi continuano a fare, incardinano personale che viene dalle aziende sanitarie all'interno della regione senza nessun concorso. Questo uomo qua aveva avuto 2000 interrogazioni al secondo, perché non so neanche che cosa ne ha fatte, ma mi pare che risposte o che questioni che riguardavano un po' la chiarezza e la trasparenza di questa situazione non c'è mai stata. L'altro giorno, dopo che sempre noi, e parlo qua perché ci siamo stati io e Riccardi in giunta, ci siamo fatti un mazzo tanto per la terza corsia, adesso lei vende le autovie, vende tutta la lana, è tutto così. Allora questa è stata mandata qua per divorarci, per distruggerci e per mettere a regime del Partito Democratico tutte le risorse che questa regione aveva in pancia. Questo è il concetto. Allora, al di là
di tutte le riforme che sicuramente noi saremo in grado di fare e di fare meglio di quello che è in grado di fare lei al momento in cui ritorneremo in regione. Ma qua c'è da difendere l'identità nostra, la nostra trasparenza, la nostra capacità veramente di mettere il cittadino in prima battuta, perché noi gli interessi personali non li abbiamo mai fatti. E questa è la differenza tra noi e loro. Noi cerchiamo veramente di portare il cittadino al centro, loro cercano di portare al centro solo il taccuino del Partito Democratico e della sede probabilmente di Roma. Grazie.